Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di City Skyline. Come potete vedere siamo nuovamente all'interno della nostra città. Purtroppo questa sera sta piovendo, è il 25 luglio del 2017. Siamo per adesso in attivo, ben 1636 dollari a livello orario, quindi siamo abbastanza soddisfatti. Intanto sono cresciuti ragazzi i problemi nella nostra città. Ho ascoltato un po' i vostri consigli, infatti ho migliorato leggermente la città, sono riuscito a cambiare i sensi di marcia, ho aggiunto delle vie diciamo non più a senso unico ma a doppio senso di marcia, i tralicci che trasportano l'energia elettrica sono diminuiti radicalmente, adesso ve li farò vedere quando spunterà il sole, e le città, come avete spiegato, cresceranno ovviamente verticalmente invece che longitudinalmente, diciamo. Quindi sono riuscito a creare dei quartieri diciamo ridimensionati per sfruttare al meglio questa caratteristica di questo gioco. Allora, ho aggiunto delle nuove zone commerciali nella parte centrale perché la domanda era molto alta e aumentiamo un po' la velocità così vediamo il sole spuntare. A livello di acqua stiamo bene, abbiamo un consumo di 30.000 metri cubi più o meno a settimana, aumenta continuamente perché le persone si fanno sempre più vicine alla nostra città. La capacità massima è di 120 metri cubi a settimana, quindi 120.000 metri cubi a settimana, quindi siamo per adesso molto in avanti. A livello di energia leggermente sopra, come potete vedere le pale eoliche, che sono ben 4, sono collegate tramite questo traliccio principale che porta tutta l'energia necessaria alle nostre abitazioni e poi ovviamente alla zona di pompaggio. Ditemi un po' se va bene. Come potete vedere ho ridotto in maniera significativa la quantità. Comunque abbiamo adesso bisogno di una stazione di polizia proprio perché sta aumentando il rischio di criminalità nella nostra zona. Intanto l'energia elettrica inizia a scarseggiare. Potremmo collocare una stazione quindi di una centrale elettrica a carbone. Però intanto vediamo di mettere perché potete vedere che a livello di criminalità i problemi stanno aumentando. Quindi intanto eliminiamo questo. Ok, perfetto. Ecco, potete vedere la faccina del crimine che è presente in questa zona industriale. Quindi prendiamo, ecco qua, la stazione di polizia che potete vedere disponibile, 12.000 dollari disponibili. Allora, vediamo dove la possiamo mettere. Avevo intenzione di posizionarla, ecco qua, perfetto, in modo tale da coprire tutta la zona. Benissimo. E adesso ragazzi, so che il gioco è in inglese, forse un mio amico riuscirà a farmi diciamo ottenere una patch, chiamiamola così, per sistemare come dire, intanto siamo riusciti a far andare avanti la città. Una patch, una specie di traduzione, ecco, chiamiamola così, per rendere in italiano il gioco, forse può essere molto più intrigante. Intanto chiudiamo qui. A livello di energia siamo un po' sotto, il consumo è di 32 megawatt, quindi vediamo se possiamo fare qualche altra cosa a livello energetico. Qui abbiamo 6 megawatt, 6 megawatt, qua ne abbiamo 4, da quest'altra parte ce ne sono sempre 6, quindi conviene sfruttare una nuova pala posizionata in questa zona. Perfetto, siamo adesso nuovamente su, perfetto, siamo 34 megawatt disponibili. Cosa c'è qua? Che succede? Ci sono problemi a livello elettrico e quindi a livello di acque reflue. Vediamo un po' cosa succede. Ecco qua, vediamo un po'. Trattamento delle acque reflue, vediamo un po', 42.000 metri cubi a settimana per una capacità di drenaggio di 120.000. Stiamo andando bene, penso che a livello di elettricità ci siamo un attimino ripresi e tutto ha ripreso a funzionare, però meglio aggiungerne un'altra visto che è necessaria per andare avanti. Credo di andare ad aggiungere anche una stazione dei pompieri per riuscire a tenere sotto controllo tutta questa zona. Eccola qua, la firehouse. Combatti contro il fuoco, perfetto, mantiene un team di pompieri disponibili e ovviamente di camion dei pompieri per rispondere alle emergenze di incendio. Allora, sicuramente nella zona industriale ce ne saranno parecchi, però è importante tenere anche questa zona pronta, quindi lo andrei a mettere io qua. Perfetto, chiudiamo un po' qua. Adesso con questi nuovi soldi vediamo di andare a ridimensionare ancora di più questa zona, quindi facciamo così, tiriamo una bella strada da una parte e una dall'altra, tagliamo in mezzo. Qualcuno mi ha consigliato anche le rotonde,
Adesso al prossimo blocco ne faremo un paio. Benissimo. Allora, avevano chiesto parecchi negozi, quindi riempiamo questa zona di negozi. Perfetto, per riuscire a sfruttare al massimo. E questa ovviamente vediamo di mettere un po' qualche casetta in più. Allora, visto che abbiamo adesso un po' di soldi, con i prossimi $2000 andremo a mettere una bella scuola elementare, ovviamente, per riuscire a aumentare il livello di prestigio delle nostre persone. Intanto qua come va? Perfetto, la zona industriale si è ripresa da quella brutta pioggia. Perfetto, andiamo ad eliminare queste casette. Ah, a livello di spazzatura stiamo andando alla grande. Oh, ho sbagliato, scusate. A livello di spazzatura stiamo andando alla grande proprio perché sono riuscito a recuperare. Adesso i camioncini funzionano alla grande. Ce ne sono 9 su 15 e riescono a raccogliere tutta la spazzatura necessaria. Nuove attività commerciali in gioco, edifici unici disponibili insieme alle decorazioni che per adesso non ci interessano. Va bene, la scuola è pronta e andremo a posizionarla. Ancora questa pioggia, ma che rottura di scatole. Vediamo di metterla. Ole, pure i fulmini, mamma mia. Vediamo di metterla per il momento. La prima scuola elementare proprio nei pressi del centro città, molto piccolo, abbiamo 1500 abitanti. A livello energetico stiamo andando alla grande. Spazzatura bene, non stiamo facendo niente di che a livello di incenerimento. Ah, giusto, dovevo portare qua anche i tubi dell'acqua che costano parecchio, 1100. Andiamo di portare qua, perfetto, ottimo. Adesso arriverà l'acqua. E niente, stavo pensando un'altra cosa. Ecco, abbiamo aggiunto delle nuove residenze. Questo cos'è? Ma i distretti per il momento non ci interessano. Riempiamo anche qua. Ottimo lavoro, perfetto. Vediamo un po', bene. Qua ci sono anche negozi e abitazioni, un po' tutto unito. Ecco, qua stanno arrivando delle nuove persone. Qua ci sono le fabbriche che mi avete spiegato inquinano soprattutto a livello del suolo. Facciamo una cosa, spostiamoci sulla sinistra. Facciamo così, portiamo avanti una nuova stradina. Ecco qua, di queste dimensioni. Ecco qua, portiamola avanti anche parallela a quella principale. Un po' più avanti. Così. E andiamo ad aggiungere delle nuove residenze. Benissimo. Ok, aumentiamo la velocità. Allora, cosa è successo? Ah, vediamo un po' cosa succede qua. Vediamo un po'. Ah, questo dovrebbe essere un incendio. Mi sa che la zona è stata completamente asfaltata e distrutta, quindi la possiamo rimuovere. Ecco, questa si vede che è nettamente una zona industriale. Allora, stiamo crescendo rapidamente. Portiamo avanti una nuova strada. A livello di rotonde ancora non ne voglio fare. La farò più avanti. Tanto questo portiamolo un po' più avanti. Ok, benissimo. Vediamo come siamo messi qui. Ci siamo, ragazzi, portiamo avanti anche un'altra stradina. Siamo un po' storti, ma per iniziare penso che vada bene. Ecco, ecco, andiamo a riempire questa zona. Benissimo. Credo che a livello energetico dobbiamo fare qualcosa di radicale per riuscire a non avere più questo problema. Ok, ho visto che la mappa di costruzione è molto ampia, quindi qui abbiamo una nuova, ecco, zona residenziale. Qua intanto la nostra costruzione principale è diventata la seconda. Bene ragazzi, scusate per l'interruzione un attimino, ma stavamo dicendo, purtroppo questa pioggia rompe le scatole, perché come potete vedere più che altro è un effetto che mi appanna la vista, diciamo, non riesco a vedere bene la città. E poi è sempre sera, ma io non riesco a capire, passano i giorni ed è sempre notte. Comunque, vediamo un po'. Ecco, le case stanno iniziando a guadagnare a livello di altezza. Ah, un incendio, vediamo un incendio in diretta ragazzi. Potete vedere che è scoppiato nella palazzina nord. Vediamo se il camion dei pompieri riesce ad arrivare in tempo. Come potete vedere arrivano con le manichette gli idranti e riescono a fermare l'incendio. Non è come SimCity, che in SimCity bastava un incendio per distruggere una casa. Invece qui rimane attiva, come ovviamente dovrebbe essere. E andiamo avanti. Abbiamo $9000. Stiamo crescendo tantissimo anche a livello di denaro e di popolazione. Vediamo un po' che succede. Ah, manca dell'acqua in questa zona, certamente. Però più che altro vorrei distruggere questa strada perché la vedo troppo instabile e soprattutto poco simmetrica al resto della città. Ma non è questa strada, è questa qua. Allora, vediamo un po' di organizzarci meglio. Vista da una prospettiva, ecco, vista di là, facciamo così, via questa. Fino a questo punto possiamo andare.
Adesso la tiriamo un po' meglio, ecco qua così, e andiamo a un po' più avanti. Va bene così. Ecco, ci siamo un po' ridimensionati. Have you lost your wallet? I found portafogli. Vabbè. Benissimo. Livello energetico c'è qualche problema. Siamo sotto di un paio di megawatt. Città completamente verde. Nuova pala eolica. Queste musiche un po'. All'inizio sembravano bruttine. All'inizio appena ho aperto il gioco. Ma poi giocando diciamo che migliorano. Portiamo avanti un nuovo tubo del trasferimento di acqua, trasporto di acqua e a livello anche di scarico di acque reflue. Allora, abbiamo fatto, qua abbiamo anche l'energia che arriva. Ok, volevo vedere un po' a livello di scuola come va. Allora, abbiamo la scuola che come potete vedere sta andando, io non so se abbassare la musica, è carina però. Vediamo un po'. Audio, il volume principale no, musica, ecco, mettiamolo al 60%. Ok, che succede? Ci sono problemi energetici, siamo sul 46 megawatt appena ottenuti. Credo che 45, no, forse ci dovremmo essere. Produzione, ci dovremmo essere, ma è importante mettere un'altra pala. Perfetto. Riusciamo a girare? Benissimo. Allora ragazzi, vi stavo dicendo, va bene così, siamo a 50 megawatt. Allora, cosa stavo pensando? Allora, a livello di scuola, ecco, cosa succede qua? Capacità 300, eccola qua, scusate, eccola qua. Allora, scuola elementare educa le persone giovani della piccola area, è al massimo della sua capacità, 300 studenti. Investiamo sull'istruzione, che è la cosa più importante. Allora, vediamo un po', economia dovrebbe essere, budget, istruzione, vediamo durante il giorno, possono istruire molti più studenti. Ecco, andiamo a portare il budget al 150% di giorno e al 120% di notte. No, di notte no, di notte il budget lasciamo al 100%, la notte ovviamente non si va a scuola. Quindi aumentiamo il budget e adesso ecco è aumentata la capacità all'interno della nostra scuola. I poteri ci sono, c'è anche, ecco qua, la capacità medica. Vediamo come va il crimine, la capacità è perfetta, vediamo dov'è la nostra prigione. Che succede qua? Ci sono problemi di acque reflue? Vediamo un po'. Ma non penso. Ah sì, c'è sempre questo maledetto problema dell'energia. Aggiungiamo una nuova pala qua, 4 megawatt, qua sempre sui 6. Vai. Perfetto, nuovi 6 megawatt disponibili. Quanto ci fa produrre questa? Vediamo un po'. 40 megawatt in un colpo solo, potrebbe essere interessante. Allora, possiamo comprare un nuovo territorio, ma per il momento non mi interessa. Con la spazzatura stiamo utilizzando un bel po' di terreno qui, ok. Stiamo procedendo alla massima velocità. Ecco, le case iniziano a prendere forma. Qua si formano già delle mini residenze. Allora, close distinction area in the city or plans. How about, fammi leggere. How about park or two? Vogliono dei parchi. Vediamo un po'. Eccoli qua, i parchi con gli alberi che ovviamente rendono le persone più felici. Ovviamente questi parchi occupano parecchio. Questo è addirittura il giardino botanico. Va bene, per il momento lasciamo perdere. Stanno aumentando, come dire, sta aumentando la necessità di andare a posizionare nuove industrie. Quindi andiamo a tagliare qui. Ragazzi, se avete altri consigli da darvi, mi raccomando. Purtroppo qua la strada è quella che è un pochettino livello 3. Perfetto, la città sta crescendo. Allora, vediamo di mettere delle nuove fabbriche qui. Ok, non c'è bisogno di tenere premuto CTRL come su SimCity per andare a descrivere le zone di costruzione. Ottimo, $52.000, e come mai? Perfetto, abbiamo adesso la Like School disponibile, ragazzi. $24.000. Abbiamo anche la stazione degli autobus appena adesso sbloccata. Ottimo, vediamo cosa c'è di nuovo. Livello energetico abbiamo ottenuto
Ecco qua, le turbine a vento avanzate. La nuova tecnologia ti permette di costruire turbine a vento avanzate nel corpo, appunto, nei ruscelli d'acqua, al fine di salvaguardare lo spazio. Tutto quello che viene prodotto dipende da quanto è potente il vento e lo spot della turbina dove la turbina è costruita. Deve essere piazzato sull'acqua, nessuna come dire, connessione con le strade disponibile. 5 megawatt in questa zona, 8 megawatt, ecco qua, 8 megawatt in questa zona, ragazzi. Andiamo a collegarlo direttamente qui, perfetto. Mamma mia, abbiamo sfruttato appunto questa zona al meglio. Vediamo un po' qua cosa c'è. Ecco, siamo arrivati a una produzione di 34. Ecco, stiamo girando, il consumo è molto elevato, ragazzi. Mettiamone una seconda qui, vediamo un po'. Siamo arrivati adesso da 34, vediamo se riesce a ruotare. Perfetto, 38. Dovremmo arrivare a breve a 45. Mettiamone un'altra qua. Qua 8 megawatt nuovamente disponibile. Siamo al pari. Ne manca un'altra. Per adesso, ragazzi, siamo sul pari. Ecco qua le nostre nuove turbine a vento, diciamo, che sfruttano anche la corrente per funzionare. Però voglio sapere queste a livello orario quanto consumano. 200 a settimana. Questa quanto consuma? 560 a settimana. Facciamo un conto. Allora, 200 a settimana sono 4, 800 a settimana, e ognuna ne fa 7, una 8, 3, 7, quindi fanno 21, e un altro di 8 fanno 29 megawatt per un consumo di 800 megawatt. Qui invece ne abbiamo una produzione di 40 megawatt per un consumo di 500. Conviene la centrale a carbone. Crea inquinamento, ma conviene. I prossimi soldi che andremo a fare, ragazzi, punteremo su questa, perché qua, come potete vedere, non riusciamo ad andare avanti. Va bene, cerchiamo di portare l'acqua in questa zona. Va bene, portiamola tutta qua. È arrivata. Sì. Ok, manca sempre elettricità. Come potete vedere, il consumo è di ben... non ho guardato, ho fatto il conto, ragazzi, dopo. Ecco, volevo più che altro provarle, perché mi piaceva l'idea di posizionarle sul mare. Però potete vedere che non conviene tanto, perché è meglio una centrale a carbone. Inquina, ok, però ci costa meno, e poi è grandissima la mappa, la possiamo mettere in un punto sperduto e non dà problemi a nessuno. Infatti adesso sarà proprio quello che farò. Comunque, queste case potete vedere che hanno problemi energetici, servono nuove abitazioni, ma non possiamo espanderci senza tener conto appunto di questo. Infatti dobbiamo avanzare adesso rapidamente per guadagnare i prossimi soldi e tentare quindi una nuova svolta a livello energetico. Queste le lasciamo, no, queste che facciamo? Relocate. Ma se vado... Aspettate, facciamo una cosa. Se la cancello, come si fa? Proviamone una, dai, vediamo che succede. Mi ha dato un rimborso? No, non mi ha dato niente. Ragazzi, non mi ha restituito niente, quindi dobbiamo collocare per forza la centrale a carbone. Crea grande inquinamento, ma a noi non interessa, perché la mettiamo in una zona dove è sicuro mantenerla. E sì, perché potete vedere, date un'occhiata, abbiamo un consumo molto elevato. Poi col passare del tempo aggiungeremo qualche altra centrale. Queste le rimuoviamo e andiamo a sfruttare altro. Che cos'è questo? Oddio, che cos'è questa visuale così strana? Che cos'è tutta questa nebbia? 16.000 dollari. Allora, the flower pot on the pork. Vediamo un po'. Allora, voglio vedere una cosa. Ecco, a livello di parchi, facciamo così per il momento. Ecco, ci abbiamo 18.000. Ecco, perfetto, possiamo andare a collocare la nostra centrale a carbone. Benissimo. Allora, mettiamola qua, ragazzi. Ovviamente a livello di costi
a livello anche di inquinamento acustico ci siamo, ed eccola qua pronta. Vediamo se riesce a entrare in gioco, e potete vedere che adesso abbiamo un consumo davvero, una produzione davvero molto elevata, e possiamo sentirci tranquilli da questo punto di vista. Infatti, ma che sono tutti questi rumori? Vediamo un po'. Sì, to have a look alle nuove... Che cos'è? Ah, ecco! Ah, ecco, carenza di lavoratori. Infatti mi stavo domandando, ma che è tutto questo rumore? Stavo cercando di capire. Allora avanziamo. Vediamo di costruire delle nuove residenze. Portiamo avanti qua, perfetto. Chiudiamo qui. Ragazzi, spero che questi quadratini rettangolini vi vadano bene per la costruzione, la prosperità, diciamo, di tutta la nostra cittadina. Fatemi sapere se li devo fare ancora più piccoli oppure leggermente più grandi. Sono ragazzi che sono molto esperti, ho visto dei commenti molto lunghi. È comodo avere, diciamo, persone molto esperte perché danno una mano in maniera molto diretta. Perfetto, ecco, nuove abitazioni, la domanda comincia a diminuire, purtroppo qua non ne voglio mettere, via, perché qua ci sono le industrie. Qua andremo a mettere qualche altra cosa, magari col passare del tempo. Andiamo ad aggiungere qui delle nuove stradine. Qua ci avviciniamo alla stazione di pompaggio dell'acqua. Tanto ragazzi, si continua a investire sempre nell'istruzione. Adesso dobbiamo portare anche l'acqua, Facciamo una bella... Stiamo andando a... Cosa stiamo distruggendo? Cos'è questo? Un masso? Spostiamolo. Ok. Purtroppo ragazzi, in questo gioco è sempre notte, ma io non riesco a capire. Cioè, le ore diurne sono... come dire... il 20% rispetto alla notte. E poi, non so, c'è sempre questa nebbia. Non si riesce mai a vedere per bene la strada. Cioè, non so, forse è una mia impressione, però è molto... Cioè, non è che c'è una grande... Ma sarà forse... Non so, diciamo... Raramente vediamo il sole, dai. Non so. Vediamo un pochettino, forse col passare del tempo, ora vedrò, magari ci farò più caso. Allora, l'acqua fresca certo è la cosa più importante. Andiamo ad aumentare quindi il raggio d'azione delle nostre tubature. Ok, vediamo di portare l'acqua in questa zona. Colleghiamo ovviamente tutto per bene. Abbiamo $8.000, ragazzi, stiamo guadagnando davvero tanto. Ecco che arrivano nuove persone per lavorare nelle nostre nuove industrie. Ecco, infatti ci siamo tolti il problema dell'energia elettrica. Adesso, quando ci sarà il giorno e quando tutta questa nebbia si abbasserà, andremo a dare un'occhiata alla zona industriale più da vicino per vedere quello che sta succedendo. Intanto, nuova strada, nuove fabbriche in questa zona. Ci siamo. Eccoci qua. 1, 2, 3. Ah, ecco, arriva il giorno, ragazzi. Ecco qua. Vediamo un po', però sempre, non so, sembra un po' appannata la visuale. Non è bella, chiara e limpida come su SimCity. Ecco, adesso già un po' meglio. Va bene, magari presterò più attenzione. Qua che è successo? Che è qua? Che è questo teschio? A dead bird is ready for transport. Che cos'è? Escaping. Che devo fare per questo? Allora, cosa sono questi? Ah, stato dell'industria. Ah, questi sono... Capito. Che devo fare? Ah, hanno tolto qualcosa qua. Sì, ma questo rumore che cos'è? Aspettate. No. Eccoci qua. Cosa vogliono qua? Non abbastanza lavoratori educati. Ah, ok, perfetto. Abbiamo abbastanza soldi per collocare, credo, una scuola high school. Vediamo un po' come va la nostra scuola elementare. Credo che sia al massimo, penso. Vediamo un po' dov'è la nostra scuola elementare. Facciamo un attimo di pausa. Eccola qua. Eccola là. Perfetto, come potete vedere accoglie il massimo di studenti a settimana, 375 studenti in totale. Mettiamo la nostra scuola, la nostra high school, perfetto. $24.000, benissimo. Vi ricordo che investiamo molto nell'istruzione. Il budget dell'economia, eccolo qua. Ecco qua. Allora, stavo pensando... Sì, va benissimo così.
No, perfetto, a livello di trasporti non ci sono problemi. Ok, è arrivato ragazzi il giorno e come potete vedere riusciamo a dare un'occhiata per bene alla nostra cittadina. Ok, qua che succede? Che hanno qua? Ah, non hanno acqua, ma io l'avevo... Ah, ovviamente la nuova zona. Facciamo così, portiamo immediatamente in avanti le tubature. Queste poi le utilizzeremo più avanti per nuove costruzioni. Benissimo, diamo un bello sguardo adesso alla zona industriale, visto che abbiamo adesso il giorno. Ecco qua, ci immergiamo nella nube di polveri sottili. Ci sono camion, betoniere, tutte ciminiere che iniziano a gettare fumo in aria. Eccole qua. Qui addirittura abbiamo costruzione industriale. Cosa sono? Ready to wear, sarà una fabbrica di vestiti. Qua ci sono merci illimitate. Da questa parte Garments Limited, non so cosa sono. Fattoria di scatole. Fabbrica di vestiti, sì, vediamo un po'. Da questa parte voglio vedere la centrale a carbone, che se non sbaglio, eccola qua. Coal Power Plant che funziona normalmente con $560 di spesa settimanale e il carbone disponibile è per 16 settimane. Ovviamente lo potremo forse ordinare dall'estero. Ok, ragazzi, abbassiamo un attimo la musica che davvero è molto alta, 48%. Vai, salviamo. Non so perché le partite le chiamo SimCity, però mi ricorda il gioco. Salviamola. Perfetto. E allora, qua cosa vogliono? Non abbastanza lavoratori. Credo di essermi ormai preparato credo di ospitare adesso molte più persone. Abbiamo 4.000 cittadini pronti. Ok, la città assume un'altra prospettiva ovviamente di giorno. Facciamo così, con questi $3.000 che ci stanno arrivando andremo a mettere una zona commerciale, ragazzi, qua vicino alla zona industriale. Purtroppo dobbiamo sacrificare questa zona, non possiamo fare altro, non possiamo lasciarla così vuota. Lo so. Va bene così. Andiamo ad aggiungere delle zone commerciali in questa sezione, perfetto. Ok, così la domanda diminuirà. Avanziamo velocemente, ragazzi. Vediamo un po' come va a livello di salute bene, a livello di sicurezza dei pompieri va bene, il crimine ma così così. A livello di educazione invece la nostra scuola superiore è quasi al massimo per quanto riguarda gli studenti. Ecco, e le capacità sono abbastanza elevate. Benissimo, 32% di persone educate su 66%, quindi di rimanenti stiamo andando bene. Chi devo chiamare perché muoiono persone, non ho capito come portarle via. Va, vediamo un po'. Mi dovrete aiutare, ragazzi, da questo punto di vista. Cosa succede qua? Ah, ecco qua. Make sure that are... Ah, ecco un cimitero. Infatti, avevo intuito bene. E dove lo mettiamo? Lo mettiamo ovviamente in una zona... Cioè, diciamo, non possiamo metterlo in centro città. Una zona un pochettino diversa, non vicino ai negozi. Ecco, magari in questa parte di mappa, vicino al fiume. Va bene. Eccolo qua. Così lo colleghiamo per bene con le nostre strade. Facciamo un bel collegamento diretto. Benissimo. Have you lost the wallet? Perfetto. Allora ragazzi, continuiamo. Vediamo un pochettino. Qua ci sono dei problemi a livello di acqua. Vediamo che succede, cosa sta succedendo. Ecco, ci sono dei problemi proprio perché manca la materia prima, ovvero l'acqua. Ci sono le condutture ma manca l'acqua. Allora, vediamo di ottenerla. Innanzitutto cerchiamo di posizionare una nuova pompa dell'acqua. Eccoci qua. Posizionarla e di collegarla all'impianto idrico. Vediamo un po'. Ha bisogno di un collegamento diretto. Ci siamo. Vediamo un po'. Dovremmo esserci. Vediamo. Perfetto. Allora, vi stavo dicendo, ragazzi. Ecco, andiamo a mettere anche una nuova zona di scarico. Perfetto. Proprio in questa parte di mappa. Eccola qua. E la colleghiamo immediatamente al vecchio impianto. A livello grafico vi stavo dicendo, questo gioco, ora che ci sto giocando anche da un po', intanto un incendio in diretta, i nostri pompieri cercano di limitare le perdite.
Livello grafico preferisco SimCity. Sì, questo gioco ha le strutture che sono disegnate, diciamo, in maniera più realistica, però non so, preferisco SimCity a livello di grafica, sia a livello diurno che notturno. Non so, viene reso meglio. Qui ci sono troppi contrasti tra i colori, non si riesce secondo me ad avere un vero e proprio impatto con l'atmosfera. Su SimCity di notte era molto più bello che di giorno, qua invece di notte si fa fatica a capire la differenza tra le case e così via, magari le zone in lontananza pure. Non so, preferisco SimCity a livello grafico, mentre a livello, diciamo, gestionale lo vedo molto più completo. Certo, sono simili nel loro genere, però diciamo che hanno parecchie differenze che li distinguono. Questa è più o meno la mia opinione dopo un paio d'ore di gioco. Vediamo un po' cosa possiamo fare adesso. Abbiamo messo 2 nuovi impianti, queste continuano a girare. A livello di salute stiamo, penso, procedendo bene. Anzi, forse è meglio mettere una nuova clinica. No, che stavo cercando, ecco qua. Infatti, no. Vediamo di mettere una nuova clinica magari da queste parti, nella zona industriale, per riuscire a dare una mano anche a coloro che si fanno male sul lavoro. E bene così. A livello di acqua stiamo andando alla grande. Salute bene. Ecco, gli incendi sono un po' il problema principale, però stiamo cercando di risolvere. Allora, io direi di andare a mettere una nuova scuola elementare, magari in una zona nuova, per esempio qua in alto, ragazzi, per andare a sfruttare questa nuova zona. Perfetto. E bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto e un commento. La città sta crescendo per bene, stanno aumentando le richieste. Potremmo espanderci lungo il fiume e continuare da questa parte a livello industriale. Se avete altre richieste o magari altri commenti di aiuto per cercare di fare le cose un po' meglio, fatemelo sapere. A livello orario stiamo guadagnando davvero tanto. Vediamo adesso se col budget possiamo vedere un po'. Ecco, a livello di istruzione stiamo facendo davvero tanto. Direi di andare a potenziare un po' l'apparato energetico per riuscire a essere ancora nella vetta. Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!